Allora, ritorniamo, siamo sempre con Massimo Cestaro, segretario dello SPI Veneto. Allora, segretario, finanziamenti più comuni, ma più che altro i finanziamenti, come farli quando c'è bisogno di avere del denaro? Ma guarda, diciamo che le forme sono tante, naturalmente la cosa che consigliamo è che uno si rivolga alla propria banca, dove c'è un rapporto fiduciario, e farsi dare dei consigli. Diciamo, ovviamente poi dipende sempre dalla spesa che uno deve fare, quale obiettivo ci deve dare, ma anche per i pensionati una delle cose che largamente utilizzato è la cessione del quinto, cioè tu puoi utilizzare ai fini di prestito una cifra ovviamente che non può superare in termini di rata mensile un quinto della tua pensione, e tra l'altro ad interessi assolutamente limitati. È una forma abbastanza diffusa e sicura, insomma. Quindi questa può essere un po' una soluzione importante. Una soluzione, ovviamente, per chi ha effettivamente l'esigenza di dover fare una cosa, facendo sempre i famosi due conti. Facendo sempre i due conti. Poi ci sono, anche qua invece bisogna starci un po' più attenti, nel senso gli acquisti a rate, no? Bisogna capire sempre quante rate sono. Quando faccio un contratto perché mi devo comprare, che ne so, una macchina, faccio un contratto e quindi devo essere attento a vedere quant'è il costo complessivo che ogni mese devo pagare, perché ci sono gli interessi, anche qua TAN, il tasso anno nominale, o il tasso anno effettivo globale, TAN e TAI, che vediamo sempre citato. Dobbiamo capire quanti sono quei numeretti, perché sulla rata mensile che pago per comprarmi la macchina incidono anche questi costi qua, che in alcuni casi sono percentuali molto basse, e altri dipende da qual è il gestore che gestisce il finanziamento. Quindi devo avere chiarezza di qual è complessivamente la rata mensile che pago. Cioè non è sufficiente sapere, dice che paghi 100 euro al mese, perché poi quei 100 euro possono diventare 120, 130, perché ci sono appunto tutta una serie di ammenicoli, costi di gestione della pratica, eccetera, eccetera. Quindi su queste cose bisogna starci un po' attenti. E il consiglio vuoto per pieno è che comunque quando fai un acquisto a rate, l'attenzione è che quella rata non sia in linea di massima superiore al 25-30% di qual è il mio reddito mensile, insomma, ecco, perché poi dopo ci si impicca, insomma, no? Poi avanti nel tempo. Poi si deve anche sapere che ci possono essere strutture, alcuni comuni l'hanno attivato, tante associazioni, che sono centri di ascolto e sportelli antiusura, cioè io mi trovo in difficoltà e quindi posso avere delle consulenze, ma insomma, che sono proprio i centri di ascolto per il sovraindebitamento. Ecco. In alcuni casi, alcuni comuni possono anche intervenire in qualche modo, però ecco, si deve sapere che anche quando c'è un sovraindebitamento c'è un po' una rete delle strutture che sono in grado. Non si è da soli, se non si conosce la rete delle strutture chiederò allo SPI CGIL. Naturalmente bisogna sempre starci attenti. Ecco. Ci sono però le truffe, e questo è l'aspetto più delicato. Ecco. Qui ho portato una slide, quella dove c'è Sigfrido Ranucci, che l'ho portata perché è capitato a me, non ovviamente la truffa fortunatamente. Sì, deve essere l'ultima slide, magari la penultima slide della regia, se riescono a metterla in onda. Sì, perché... proprio è capitato no, quello un altro, quello dopo, il post con il logo, è la slide successiva. Comunque vi raccontiamo, eccolo qua, questa. Allora, succede, a me è successo qualche volta, che arrivano queste cose qua. Allora, sul telefonino, una cosa fatta molto bene,
dove c'è il nome del Sigfrido Ranucci, che come molti sanno è un giornalista d'inchiesta importante, eccetera, purtroppo ancora più noto per un attentato che gli è stato fatto qualche tempo fa. Sostanzialmente tutta la cosa è costruita come questa comunicazione che arriva sul telefonino, ti dice: guarda che questo Ranucci ha fatto un'inchiesta per dire ai cittadini che bastava investire una piccola cifra e avere poi un sacco di soldi, ma ha avuto delle difficoltà, lui dice Ranucci, ho avuto difficoltà a dare questa informazione perché la RAI ha fatto di tutto per impedirmi di dare ma questa... ci sono con altri con i vari personaggi queste cose. Con vari personaggi, mi è arrivata questa con Ranucci, me ne è arrivata un'altra con Fabio Fazio. In realtà sono fatti molto bene, perché poi sono le facce delle persone che, è bene dirlo, non c'entrano assolutamente nulla con questa cosa. C'è il logo della RAI, è costruita veramente molto Quindi molto è una bene. falsa intervista? Una falsa intervista. L'utilizzo improprio delle immagini e dei nomi di queste persone conosciute, e anche qua su migliaia di persone che ricevono una informazione di questo genere, ripeto, fatti veramente molto ma molto bene, quindi inducono sono in errore. verosimili, e uno fa il versamento di 250 euro presso quella piattaforma. Mamma mia. E gli rubano i soldi, capito? Quindi però anche lì in buona fede non ci casca invece, ma sono stati denunciati? Sì, ho visto recentemente, anche perché credo i diretti interessati abbiano fatto una denuncia contro ignoti, credo, su questa cosa qua, perché poi diciamo sempre il Ranucci dice: no, abbiamo messo i nostri collaboratori a provare questa cosa, effettivamente nel giro di una giornata o due, pur avendo investito molto poco, ricevo un sacco di soldi, ma con l'estratto conto della banca, insomma, quindi come dice, truffe fatte veramente molto molto bene, e bisogna starci attenti, perché, ripeto, sono delle autentiche truffe. E naturalmente cose di questo genere, l'attenzione che noi diciamo sempre è non mettere quattrini su cose che non siano la tua banca, il tuo conto corrente o altre cose. Non è il dubbio chiamare un'associazione di consumatori. Chiamare l'associazione, eccetera. Ma un'altra cosa che arriva proprio in questi tempi, è diciamo un SMS che ti dice: guarda che il bonifico che tu hai fatto di 3.453 euro è andato a buon fine, se non sei tu fai questo numero. Ecco, allora le banche non si rapportano mai ai clienti con gli SMS, ma solo attraverso le mail riconosciute e nelle applicazioni stesse della banca. Cioè, però anche questi messaggini sono fatti bene, oppure quello che ti chiama a casa e dice: guarda che un tuo parente o tuo figlio è in difficoltà. Ecco, qua vediamo le truffe più comuni che voi avete raccolto. Esatto. È in difficoltà, ha bisogno di soldi per uscire da questa situazione complicata, ha fatto un danno, lo devi pagare, eccetera. E ripeto, sono fatte benissimo e tanta gente ci casca. E la cosa che va detta è che molto spesso le persone anziane hanno difficoltà ad ammettere di essere state truffate. Anche in relazione ai propri figli, perché l'idea che hanno gli anziani è che, siccome mi sono fatto truffare, non sono più totalmente autosufficiente, per cui devo essere messo su una casa di riposo. Lo dico perché, diciamo, tra chi ha collaborato su questo libretto ci sono stati un paio di psicologi che hanno analizzato anche l'atteggiamento mentale del truffato, che soprattutto se molto anziano fa fatica ad ammettere di essere stato truffato,
perché ha paura che chi gli sta intorno non lo consideri all'altezza di affrontare certe situazioni, di affrontare la vita per conto invece proprio. Non è così. Invece le truffe sono fatte da professionisti bravissimi purtroppo, che sono quindi in grado... può essere, bisogna stare attenti, però può essere veramente facile incappare in questo, non bisogna vergognarsene di raccontarlo per farsi aiutare. Assolutamente no, perché è bene dire soprattutto le persone più anziane che ci cascano anche i molto giovani. Sì. Quindi insomma non è un fatto, però la persona anziana già che si sente più debole, più fragile, il fatto di essere stato sottoposto a una truffa, diciamo, rafforza quella idea di fragilità e di debolezza che diventa oggettivamente complicata, ma insomma io ho avuto modo di parlare con persone che gestiscono le banche, c'è proprio un blocco psicologico ad ammettere di aver subito una raggiro. Ecco, qua vediamo che in questo opuscolo di cui stiamo parlando c'è anche il vademecum antitruffa, cioè una specie di regole semplicissime, esatto, per quando si verificano certe situazioni, cioè richiesta improvvisa di denaro. E mi raccontava, se non sbaglio, anche lei che ha avuto una telefonata che le avevano fatto... Sì, ma mi arrivano, ma non perché, insomma, perché capitano a me come a tanti altri, no, capitano le telefonate che c'è un parente che ha bisogno e assolutamente. No, quello bisogna stare attenti perché purtroppo succede di frequente, non bisogna cascarci, però se uno è una persona... Ripeto, magari chiamare altri familiari, perché se la persona magari non risponde direttamente al telefono, chi è coinvolto, chiamare qualcun altro e farsi consigliare. Sì, ma poi c'è il falso carabiniere che appunto... Lo sconosciuto alla porta. Sì, oppure un avvocato, ma parlavo con una persona, insomma, che una direttrice di una banca, che questo suo cliente, insomma, convinto di dover dare dei soldi, anche tanti, perché gli avevano costruito una cosa del nipote che era in difficoltà e doveva mandare questi soldi a questo avvocato inglese con un indirizzo in Inghilterra, ma addirittura ha dovuto prendergli, diciamo, Google Maps per vedere che quell'indirizzo in Inghilterra corrispondeva a un parcheggio e non a uno studio di un avvocato, e solo a quel punto la persona si è convinta di essere dentro una truffa, insomma. Per dire, c'è un'abilità veramente straordinaria. Ma poi adesso magari con l'utilizzo proprio dell'intelligenza artificiale abbiamo visto che si possono costruire situazioni veramente che sembrano reali ma tali non sono. No, ma ripeto, questa cosa abbiamo visto prima di Sigfrido Ranucci, esattamente questo, cioè nel senso proprio una strutturazione diciamo molto simile alla trasmissione che lui fa, insomma, quindi col logo della RAI, col logo della banca, con l'estratto conto della banca, con nome e cognome di quello che ha fatto l'investimento, ha preso subito un sacco di soldi, cioè sono fatti bene, quindi bisogna stare attenti, perché ripeto, il punto è che vengono lanciati migliaia di questi messaggi e su migliaia di messaggi una percentuale di persone che ci cascano è garantita, insomma, non so come dirla. Allora, ci sono poi altri consigli che vengono dati su come gestire il testamento e le successioni, che è un'altra cosa anche lì bisogna sempre farlo per tempo, un po'. Ecco, per evitare che poi si verificano dei spiacevoli misunderstanding o liti familiari. Esatto, anche lì un po' di attenzione. L'ultima cosa che voglio segnalare di questo libricino è la violenza economica, che è una questione di genere, e cioè capita, diciamo, tra le persone anziane, ma non solo, che il marito abbia il conto corrente e la donna no, ma anche in famiglie abbastanza normali, senza andare tanto avanti con l'età, insomma. Ecco, il fatto che appunto una percentuale di uomini che hanno il conto corrente eccetera sia decisamente superiore alle donne che hanno diciamo una propria autonomia economica è un fatto che non va bene, perché questa abbiamo chiamato violenza economica, perché che lo si voglia o no, comunque la donna o la moglie è una condizione di
subalternità e debolezza. e di debolezza rispetto al marito. Poi, come si dice, non succede niente, però nel momento in cui dovesse succedere qualche cosa, attenzione, di difficoltà, di tensione, il fatto che comunque la donna non abbia disponibilità delle proprie risorse è una cosa che può diventare una forma di violenza vera e propria, e quindi il consiglio che le donne, diciamo, abbiano una loro autonomia economica. Ecco, qua vediamo tutte le sedi che sono indicate a livello territoriale dello SPCGL da contattare quando si verificano tutte queste situazioni, o per avere un consiglio, per capire che cosa fare. Ricordatevi che poi ci sono le sedi territoriali, cioè ogni provincia ha i vari comuni, nei vari comuni per lo più grossi c'è una sede dello SPI più comoda, per cui prendete giù nota eventualmente, però lo trovate anche per chi ha un po' di dimestichezza con il web, anche sul sito internet, giusto? Certo. Grazie segretario di averci fatto questa presentazione molto interessante. Voi rivedete la puntata se volete su YouTube oppure sul web, ma soprattutto rivolgetevi allo SPCGL per qualsiasi dubbio, perplessità, e anche per farvi controllare, già che ci siete, la pensione. Buon proseguimento, a presto.